a quello che è il tema, no? Vai. Siamo ai nastri di partenza del nuovo campionato, 24-25, eccellenza A, eccellenza B, e i 4 gironi di promozione partiranno sabato e domenica con il consueto programma. Si sono già giocate le partite di Coppa, che solitamente sono, diciamo, degli allenamenti congiunti in più, Un antipasso, sì. anche se c'è in palio ovviamente il passaggio al primo turno. Intanto ti voglio chiedere, così, domanda subito a bruciapelo per scaldare l'ambiente: 3 squadre, tra quello che hai potuto vedere ovviamente, che ti hanno convinto di più? Allora, mi è convinto lo Sciacca, che per me non è una sorpresa ma è una conferma, perché hanno fatto secondo me un mercato molto intelligente, ovvero tenuto uno zoccolo duro della scorsa stagione e hanno puntellato. Questo l'ho detto settimana scorsa in altre occasioni, lo ripeto qui: per me lo Sciacca è la squadra che sul mercato si è mossa meglio, perché non ha stravolto la squadra ma l'ha puntellata, contrariamente a Gela e Athletic Palermo, che si sono mosse benissimo però hanno rifondato, quindi hanno bisogno di più tempo rispetto allo Sciacca. Quindi lo Sciacca, secondo me, così come ha già fatto vedere in queste 2 partite, diciamo, partirà meglio. Il Gela ha bisogno di un po' più di tempo, così come anche l'Athletic Palermo. Quindi dico lo Sciacca, la formazione che mi è piaciuta di più, e non mi ha sorpreso, mi è piaciuta di più. Il Piana chiaramente è la squadra che mi ha sorpreso subito per l'impatto positivo che ha avuto, perché anche loro hanno cambiato molto, ma già subito Filippo ha fatto vedere il suo marchio di fabbrica. E poi, diciamo, mi è piaciuto molto il Casteldaccia, dico la verità, perché nonostante l'avversario tosto che era l'Athletic Palermo, mi è piaciuto per l'intraprendenza, anche al confronto, al cospetto di un avversario che sulla carta era nettamente superiore. E qui, esatto, e qui subentra anche il discorso, così, squadre che si adattano facilmente al loro allenatore. Bravo, sì. Pietro Tarantino è allenatore di grinta, allenatore che bada più al sodo, Sì. magari non si fa particolarmente apprezzare per il gioco, ma del resto in eccellenza, e considerando anche il contesto del terreno di gioco, Esatto. si fa un gran parlare del terreno di gioco del Fiorilli, ma del resto è inutile girarci intorno, è uno dei grandi punti di forza del Casteldaccia, quello dell'adattamento a un fondo non semplice da gestire. Esatto. A proposito di Casteldaccia, ci sono 3 grandi amici, rispettivamente Sì. direttore sportivo, direttore generale e presidente, che ci salutano: Mimmo Scialabba, Enzo Palmeri, col suo proverbiale "noi siamo noi", e Francesco Antoni, presidente, che ci augura buon campionato. Talmente l'augurio è di un buon campionato a tutte le 32 di eccellenze, alle decine di squadre dei 4 gironi di promozione siciliana. Naturalmente gli occhi di Sportisili saranno rivolti a tutti questi 6 gironi tra eccellenza e promozione, naturalmente sui campi, con le classifiche che mostreremo fin da domenica prossima. Finora siamo stati, anzi aspetta, perché qua c'è una bella dedica a proposito di Casteldaccia, sembra un Casteldaccia edition di Localcio. Mirko Abate che scrive: "Scusa se mi intrometto, ma devo salutare una persona alla quale voglio tanto bene, un abbraccio amico mio, Salvorifici". Chiaramente quando stai 5 anni in una società e dove ci sono i giocatori che appunto fanno parte di questa società, non puoi che creare rapporti anche extra calcistici. Mirko è uno di questi, è una colonna di quella squadra, lo è tuttora, sono contento per lui, e un bacio grande a Mirko. Assolutamente sì, tra l'altro riesco a scorrere, ecco, intanto Enzo che scrive subito: "Abate Lecchino". Preparatevi a questo e a tanto altro, perché Localcio, soprattutto nei commenti, per chi non ricorda quello che era Localcio fino a un paio di stagioni fa, è anche questo, è la forza, soprattutto questo. Assolutamente sì. Finora sono stato morbido, ora ti faccio la domanda più cattivella. Sono disposto a tutto. Non mi piace parlare di flop perché siamo ancora ad agosto, ma le 3 squadre che dopo 180 minuti magari ti hanno convinto leggermente meno rispetto magari a quelle che sono le prospettive. Allora, così come ti ho detto quelle, ti dico Gela e Atletico Palermo, per lo stesso motivo, ma non perché perché secondo me, come ho detto poc'anzi, hanno bisogno di più tempo, perché sono state costruite bene, hanno preso tanti giocatori nuovi e quindi hanno bisogno di più tempo. È chiaro che in queste 2 partite, se tu mi dici 2 partite, io mi aspettavo un po' di più da parte di entrambe. Una è riuscita a passare il turno, quindi complimenti a loro per Atletico Palermo, l'altra, che il Gela, invece addirittura è stata eliminata, nonostante, diciamo, la caratura dei giocatori che aveva dentro. E quindi dico che col tempo sicuramente alla fine il Gela lotterà per vincere il campionato, così come l'Atletico Palermo. Per me è quella la lotta. La terza squadra che mi ha deluso un po',
ti dico che per me è la Parmonval, ma deluso da un punto di vista, diciamo, di aspettative, di fair play. Il fatto che tu dopo una partita già non ti presenti alla seconda è una cosa che a me dispiace, perché io voglio bene al calcio palermitano e quindi alla Parmonval, che è l'emblema. È proprio, se tu pensi al calcio palermitano, dopo il Palermo c'è la Parmonval, quindi io penso alla Parmonval. Sì, se la Parmonval dice che non si presenta ad una partita, mi dispiace. Quindi io mi auguro che possano trovare la quadra e che già da domenica si possa partire col piede giusto fino alla fine, perché non mi è piaciuta questa cosa. Avranno avuto i loro buoni motivi, però questo deve essere uno stimolo in più per rialzarsi subito.